Ci sarebbe una manovra azzardata dell'auto all'origine dell'ennesimo incidente mortale lungo le strade del Padovano. La vittima era Vittorio Granata, ingegnere residente ad Abano Terme. L'uomo ieri sera viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada statale 250 che collega Strada Battaglia con Montegrotto Terme. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, sembra che l'auto coinvolta, una BMW guidata da un 36enne in prossimità del sottopasso del Cataio, abbia eseguito una manovra azzardata tagliando la strada al motociclista che stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia. L'impatto è stato violentissimo, la moto si è spezzata e Vittorio Granata è stato disarcionato e sbalzato a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 arrivati sul posto ne hanno constatato il decesso. Ferito in modo grave un passeggero dell'auto coinvolta che è stato portato in ospedale in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi fino a tarda notte. Vittorio Granata, 53enne, era un ingegnere titolare di una start-up nel campo delle energie rinnovabili, viveva ad Abano Terme.